Questa trasmissione è offerta da Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento The Best Sandwich, l'orto nel panino. Siamo quasi alla fine, siamo in semifinale. Allora subito saluto la nostra giuria partendo dalla presidentissima Annalisa Sandri. Buonasera a tutti. E poi da un ritorno, piacevole ritorno, Daniele Lecini, del giudice per Friuloves Banca. Ciao Daniele. Ciao. E ciao Gabriele, preparatissimo per questa semifinale, giusto? Assolutamente sì, buonasera a tutti. E siamo in semifinale perché? Perché eravamo rimasti con la possibilità di uno spareggio, visto il risultato in ex aequo che l'altra settimana c'era abbiamo stato visto. l'ex aequo, sì. E invece che cosa è successo, Annalisa? Succede che purtroppo Matteo Cibin, che si era qualificato per la semifinale, ha avuto un problema di salute e quindi si è ritirato. Noi lo salutiamo caramente, gli auguriamo in bocca al lupo, ma questo ha dato la possibilità ai due che dovevano essere contendenti di essere ammessi entrambi alla semifinale e pertanto ci saranno Rudy Tramontini e Andrea Natali a stasera a gareggiare. Quindi siamo ufficialmente in semifinale, Sì, partiamo subito, ma andiamo a vedere come è andato il coaching con Annalisa, Gabriele, Elena Soldi. Allora andiamo a vedere come è andata. Arrivati alla semifinale di The Best Sandwich, quindi siete rimasti in 4 e dopo questa puntata rimarrete in 2. Sarà una puntata bella tosta anche perché avete un ingrediente che non è per nulla scontato. Nella sua banalità spero che riuscirete a renderlo particolare, a stupirci con effetti speciali. State lavorando tantissimo e in più vi prendete anche il tempo di mettervi in gioco in questa situazione ed essere dinamici, creativi. Il nostro lavoro, l'abbiamo sempre detto, è prima di tutto passione. Quindi tutto ciò che state facendo secondo me vi porterà fortuna indipendentemente da dove arrivate. Dovremmo enfatizzare oggi il raccontare il vostro percorso al The Best Sandwich, dal primo panino al fatto che state facendo questo panino oggi. C'è un po' tutto il percorso. Pronti per conoscere il primo panino, quello proposto da Gabriele Rossellini di Ippolito, la trattoria Ippolito Cividale del Friuli. Ricordiamo che il tema è il basilico, lo vedete qui. Allora Gabriele, sei pronto? Vieni! Finalmente siamo arrivati in semifinale e oggi il livello sicuramente sarà altissimo. Sarò il primo a presentare il primo dei 4 panini. Sono sicuro che anche gli altri concorrenti saranno di un livello alto. Sono veramente felice di essere arrivato a questo punto e voglio fare un semplice ringraziamento a Stefania, Giovanni e Sebastiano, che sono i proprietari della trattoria Ippolito, il cuore della trattoria. E se sono qua lo devo anche a loro perché mi hanno dato la possibilità, anche in tempi lavorativi particolari, di poter portare avanti questo divertimento, questo passatempo, qualcosa di simpatico in questo periodo che per fortuna sta andando a terminare. Adesso basta, come dico spesso, andiamo a divertirci, facciamo un bel panino, dai. Buonasera, ciao. Buonasera Gabriele. Allora, sono molto curiosa di conoscere il tuo panino. Sai che hai 10 minuti di tempo, il tema è il basilico e tu che cosa hai preparato? Intanto il nome è? Asserietà. 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 Asserietà, sì. Quei nomi tu mi io metti in metto crisi. Sì, nomi sempre col dialetto Fai siciliano. apposta, lo fai apposta, lo so. La gag è questa. La gag è questa. Va bene,
significa, ad esempio, tu sei vestita molto bene, sei vestita di rosso, ha delle belle scarpe rosse, sei vestita a serietà, sei vestita bene. Ah, vedi, Questa allora, dai dei begli neanche fa la orecchini, posta. questa te la puoi giocare, questa, il tuo prossimo viaggio in Sicilia. E quindi il tuo panino sarà elegantissimo? Io ritengo che il panino sia elegante, gustoso e buono sicuramente. Sì, io oggi non mi vedrete, non mi cimenterò sul momento nella costruzione del panino perché è un lavoro che c'è alla base, perché oggi presento una parmigiana di basilico sicuramente, è un po' anomala come parmigiana rispetto a quella che per antonomasia viene prodotta in Sicilia. In questo caso ho messo il pesce spada tagliato con l'affettatrice, quindi molto sottile, come se fosse un prosciutto crudo. E non viene cotto in precedenza, mentre taglio la melenzana, ho tagliato la melenzana sempre con l'affettatrice ma con uno spessore più grosso, tolgo i bordi e vado a friggere il tutto con olio di arachidi. Dopodiché la cosa più importante è il basilico, che non è un vero e proprio basilico, perché l'olio che vado a mettere non è la quantità normale, non è un vero e proprio pesto, perché non è, quando si fa, sapete bene che quando si fa il pesto ci vogliono grandi quantità. In questo caso facciamo un'eccezione e abbiamo fatto, ho portato qui una crema, chiamiamola crema di basilico, che va a fondersi con la provola ragusana che ho messo in teglia e si forma un crogiolo di gusti finale. Senti, il pane che è Il pane, importante allora, portando alla presentarlo. parmigiana mi sono permesso di fare uno stencil col cartoncino e ho riprodotto la Sicilia praticamente nel panino. Sì. Ma che simpatico! Visto che ha bisogno di una riscaldata, Anche il pane, sì, ok. inferiore ovviamente rispetto alla parmigiana, mi sono preso il tempo necessario. Ci tengo a precisare che visto che tutto il contest è stato fatto sui prodotti del momento, Sì. in questo caso io ho la scelta del pesce spada perché giugno è il mese migliore per la pesca del pesce spada. Ah, Quindi c'è il basilico, c'è la melenzana che pure è del periodo e in questo caso c'è anche il pesce spada. Però di una cosa io sono contenta stasera, sì. ossia che questa parmigiana è fatta con le melanzane fritte. Ah, Perché io, no, Che diciamolo, perché io le parmigiane fatte con melanzane grigliate e simili, secondo me non sono vere parmigiane. Che dici, Gabriele? Sì, sono d'accordo anch'io. Mi dispiace in questa circostanza non aver visto un po' tutta la preparazione, ma arriviamo a giochi fatti che mi fa passare un po' di poesia. Però insomma confidiamo perché è una semifinale, bisogna cercare di essere anche molto attenti su un po' tutto. Non ho fatto un pesto con tantissimo olio, lo inserisci lo inserisco nel di pane. base, è sempre il nostro olio è sempre buono, quindi certo. dà quel gap in più. Insomma, questo è un primo piatto a tutti gli effetti? Sì, No? ma può essere anche un primo e un secondo. Contorno. Secondo me sì. Ok. Tu Daniele cosa ne pensi di questa Ma idea? sono curioso. Ok, 1 minuto e 46, vabbè, ma è già pronto, ci siamo. Gabriele, i giudici hanno assaggiato il tuo panino, allora partiamo da Annalisa. Io devo tirarti fuori dei difetti questa volta, perché era decisamente insipido. La cosa era voluta, sì. sì. Però al primo morso senti solo il pane e quindi un pochino ne perde. Nell'insieme il panino è un po' difficile, ecco. Io penso che sappia di basilico, ma anche troppo. Ah,
carico. Carico, a tutti gli effetti. Cioè nel senso che sì, c'è un lo equilibrio. senti, lo valuti, però nella consistenza comincia ad essere un po' asciutto e fai un po' devi costantemente bere per cercare di apprezzarlo effettivamente. Sono d'accordo, condivido. Secondo me un po' più morbidino doveva essere anche dal mio punto di vista. Mancava un po' di sale, quindi concordo. C'era un po' più di sale nel pane, se devo essere sincero. Il panino è andato, il gusto c'era, forse troppo, però io sono abbastanza soddisfatto. La qualità ovviamente come al solito c'è stata e forse il sale mancava, ma va bene così. Pronti per conoscere il secondo panino? È quello proposto da Carlo Lenarduzzi. Vieni Carlo. Ciao, sono Carlo Lenarduzzi delle Lanterne Bistrò. Finalmente siamo arrivati in semifinale, un po' stanchi, ma pronti. Un panino particolare, è un panino dolce, semidolce. Vediamo cosa diranno i giudici. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Carlo, bentornato. Ciao. Dolcezza al latte, sì. Chiaramente il tema di oggi era il basilico, non potevo fare a meno di non toccare la mozzarella di bufala, anche se è una cosa quasi scontata, però non potevo tirarmi indietro assolutamente. In questo caso una mozzarella di bufala campana, DOP, semplice, un po' asciugata dal suo liquido per evitare che nella masticazione, comunque un po' cola, ma di mantenerla un minimo su, ecco. Quindi mozzarella di bufala, basilico fresco, zucchine gialle, foglie di cuore di bue marinato, miele all'arancio, pinoli tostati, un tocco di dolcezza. Mi incuriosisce, vorrei sapere da Carlo come ha fatto le zucchine Confit. confit al basilico. Ho fatto un burro noisette. È un burro leggermente fatto nocciola, quindi tipo il burro e salvia fatto per Sì. gli gnocchi con la ricotta. Tirato un po' prima, perché sennò dopo in cottura mi andava fuori, mi tirava fuori amaro. Gli ho aggiunto dell'olio extravergine, quindi è confit puro. Potete mettere all'interno del grasso, cucinate a 60 gradi. È bastato poco alla fine, infatti sono leggermente consistenti perché non volevo una pappa, 40 minuti a posto. E il basilico chiaramente era all'interno, quindi ho fatto il burro noisette al basilico. Bravo. Poi il pomodoro cuore di bue, così torniamo. E l'ho fatto marinare un 4 orette senza aglio, senza cipolla, solo olio di olive taggiasche e basilico, sale chiaramente. Pane Un'occhiata tipo al pane. ciabatta che È simile al pane del primo panino Ok. che ho portato, ma ha un tempo di lievitazione ancora più lungo, quindi è chiaramente nella masticazione è completamente diverso da quello del fiore di zucca. Però l'impasto è più o meno quello. Poi il miele è all'arancio, quindi il tocco dolce è impegnativo. Poi il basilico secondo me si può usare si può usare in tanti modi, ma così è la sua accezione migliore, che viene un po' spezzettato all'interno. Pinolo per dare una parte un po' crunch, e tostato quasi niente, proprio un minuto. Ho messo 3 minuti, ma in realtà è bastato un minuto a 200 gradi ed era a postissimo. questo è un grande classico, Gabriele. Sì, beh, assolutamente. Sono degli ingredienti apparentemente scontati, però se lavorati bene valorizzano proprio, sì. Poi insomma, a me piace particolarmente la zucchina gialla. Ah, ok. C'è da dire, e non so se Gabriele è d'accordo con me, che finora i panini presentati da Carlo sono dei panini in cui tutto sommato ci sono degli elementi semplici. È l'abbinamento che fa la differenza, cioè come lui li Che è il mio motto. accosta e come lui li abbina. Senti, questo panino l'hai già fatto assaggiare, lo proporrai nel locale? Lo proporrò sicuramente. Sicuro? E dall'altra parte no, non l'ha assaggiato nessuno perché l'ho assaggiato soltanto io per ora. Quindi 2 fette di mozzarella Sì, metti? poi dipende perché non è sempre uguale la mozzarella, quindi Certo, li sì, metti sì, un però po'. tu hai già... L'ho tagliata, in realtà l'ho tagliata su e l'ho asciugata un po'. Mhm. Forse è meglio buttarle giù così. Trac. Poi ci metterai anche la fogliolina sopra di basilico. Beh, chiaro. Ma c'è già comunque il C'è basilico già nel sia nel pomodoro. pomodoro che... si può anche esagerare col cuore di bue perché è veramente... Poi è super sottile, si parla veramente di... Sì, di fettine. È talmente sottile che si spezza. il Sì, ma è pomodoro. giusto così, cioè non... è stato ricercato. Sì, non serve metterne tantissimo perché comunque c'è già... Ci siamo anche dentro, 3 minuti. Sì, sì. Perfettamente. Sentirà. Beh, secondo me ha degli ingredienti, come dicevano loro, semplicissimi, però secondo me esce un bel panino.
Anche con questo tocco di dolcezza. Sì, la dolcezza si sentirà, Sì, parecchio. Parecchio? Non è che sovrasta, no, te lo Secondo dico. me no, personalmente. Poi chiaramente, infatti non ne metto proprio un quintale, Sono incuriosita dal fatto che tu abbia scelto il miele, che è, pur essendo un miele d'arancio, ok, è un elemento piuttosto invernale come sapore, su un panino che è veramente, estivo. così a vederlo, Quasi profuma estivo, d'estate. Quindi sono Secondo me proprio lui curiosa. Però c'è l'arancia che- Lui confida nell'arancio. Il panino è praticamente fatto. siamo super giù pronti. I giudici hanno assaggiato il tuo panino. Allora, partiamo da Annalisa. Com'era sto miele? Allora, ce n'era un po' troppo. Ah, Ok. ecco. Ok? Perché andava un pochino a sovrastare, ma era una nota estremamente piacevole. Cioè Ok. l'abbinamento dell'arancio e comunque quel che di dolcezza che sta molto bene anche con la mozzarella era gradevolissimo. Poi faccio vedere anche no, bello. come si presenta all'interno, perché è una cosa importante questa, cioè tutti gli ingredienti sono valorizzati. Gabriele, è un panino che valorizza il basilico, come si chiedete voi in È un panino semifinale? che ha il basilico. Che ha il basilico. Che ha il basilico. Ecco. Ti è piaciuto? Sì, perché è fresco. È un panino che adesso, commercialmente parlando, Funziona. ecco, funzionerebbe perché lo mangi volentieri, ha questo contrasto fra l'acidità del pomodoro, la zucchina che è delicata, il basilico ti lascia, lo senti alla fine. Perché essendo sopra ci sono dei bocconi dove magari non Sì, c'è, chiaro. quando lo prendi ti rimane. A me è piaciuto molto, si sentiva un po' troppo il miele, ma è un gusto personale, però un buon panino. Sono contento che il panino sia sommariamente piaciuto, poi vedremo il risultato finale. E farò tesoro sicuramente del consiglio sul miele che forse era un po' troppo abbondante. Può essere, facciamo tesoro e sicuramente lo troverete nel menù del bistrò. Il terzo panino di questa sera è proposto da Andrea Natali di Odio il Brodo Trieste. Andiamo a vedere che cosa ci prepara questa sera. Vieni Andrea. Stesso spiaggia, stesso mare, siamo qua di nuovo, Pala Gourmet, semifinale. Basilico, ho presentato un panino, vedrete, e felicissimo di essere in semifinale, mi dispiace per il nostro concorrente che ha avuto dei problemi. Sono felice di aver conosciuto altre due persone con cui gareggiare, vinca il migliore. Buonasera, ciao, Eccoci buonasera qua, a tutti. buonasera. Tu proponi un pane che hai chiamato basilico? Basilico, Perfetto, pane morbido al basilico, già sì. partiamo così, vai. pane morbido al basilico. Che bello. Ci proviamo anche stavolta, no? Siamo qua per divertirci. Mettiamo in forno un po' il nostro pane. È un pane l'hai al preparato latte, tu? un bun morbido con un'emulsione di basilico all'interno. E poi abbiamo fatto tutta una serie di ingredienti che Hai a freddo. preparato tu il pane? Fatto io, sì, faccio sempre tutto io. Bene. Almeno a parte vegetale. Gli altri ingredienti, allora il pane intanto è già, si presenta al basilico e qua è già una bella mossa questa è stata. Poi zucchine, poi altri ingredienti. Abbiamo delle che vedo. zucchine che sono gialle e verdi che vengono condite con dell'olio e l'olio è stato fatto in macerazione con i gambi del basilico. Ho usato basilico bene. verde a foglia classica e questo è un basilico particolare, è un innesto di basilico nero, un innesto di basilico a foglia che ricorda molto il gusto del basilico thailandese. Poi vedo del salmone. Ho fatto un salmone gravlax, e quindi da salmone crudo. Abbiamo cucinato, se così si può dire, metà sale, metà zucchero con delle erbe del carso e viene cotto come viene d'altronde cotto il salmone norvegese o scozzese che sia. C'ho del sale alle erbe,
È una maionese di zucca. Maionese. È una zucca cotta al forno ad alta temperatura, aromatizzata con solo un po' di basilico crudo, olio d'oliva, lo stesso olio d'oliva, senza uova. Ok. Abbiamo della mizuna, che è una senape giapponese, è leggermente amarognola. Abbiamo il lime per condire le zucchine. Basta. Hai tolto un po' di mollicca? Ho tolto un po' di mollica per non per non fare squilibrare il panino al momento sia dell'assaggio che dell'impiattamento. Giusto. Anche perché la mollica, come sappiamo, è la parte più dannosa del pane, secondo me. Sì. Però è una mia... Beh, sì. È vero. Niente, andiamo a condire le nostre zucchine, che poi nello stesso condimento andremo a... Poi sono curiosa di sapere se parti dalla crema o dalla maionese, scusami. Parto dalla maionese sotto. Ok, sotto. E una punta solo sopra per far stare appunto Per chiuderlo. Bravissima. Ok. Ma diciamo che Andrea ha imparato a stupirci ogni volta, perché il suo percorso in The Best Sandwich è sempre stato un po' fuori dagli schemi della tradizionalità, per cui ci ha sempre poi stupito in certe circostanze con degli abbinamenti che all'inizio su carta magari sottovalutavamo. Detto ciò, vedendo quello che fa, ho imparato non a guardare più la carta, quello che scrive, ma a guardarlo a lavorare per capire esattamente meglio il suo operato. La dimensione del panino è studiata, così piccolino concentrato? Sì, perché dà un sapore a tutto il resto. Sì, è inutile concentrarsi troppo sul pane se poi perdiamo il concetto di quello che sta o all'interno o a quello che porta il profumo delle cose in sé, no? È un panino che proporresti al tuo cliente Sì, solo che abituale? purtroppo io vendo solo pollo, quindi se lo sogneranno anche di notte i miei... Solo a casa lo farai. Quindi dentro il tuo locale fai solo prodotti con volatili? Solo prodotti con volatili, polli e... Esattamente, Sì, niente di vegetariano? Sì, c'ho anche prodotti vegetariani assemblati ovviamente con i prodotti che già abbiamo. Abbiamo dato una bella gamma di prodotti. Comunque è interessante questo panino qui, molto. Sì, devo dire la verità. Bravo anche a farli senza provarli, perché uno vede la tentazione, guarda. no? E invece no. Anche perché se è circondato da polli, era l'occasione per provare salmone. Tu hai vissuto molto in Thailandia, il basilico viene usato lì? Sì, però è completamente un altro profumo. Esattamente. E quindi se gli porti una piantina di basilico normale ti chiedono cos'è. Sì, non ha questa, no? È una pianta aromatica diversa. Ok. Allora, i giudici l'hanno mangiato, più che assaggiato, e probabilmente non hanno lasciato nulla. Annalisa, questo fa capire che è un buon panino. Bomba, questo è decisamente un buon panino. Grazie. Laddove la genialità mi fa sì che la nota croccante me la danno le zucchine. Sì, perché sono state lasciate a crudo e condite solo all'ultimo momento. Ho visto. Se arrivavo con le zucchine già cotte, cioè già condite, scendeva la croccantezza. Un bel equilibrio, un'ottima armonia di sapori, buono il profumo, buono l'intensità aromatica e anche ottima la consistenza e la succulenza del panino. Un bel lavoro. Un ottimo lavoro. Io l'ho mangiato tutto. Grazie. Stavo pensando ai difetti e devo sforzarmi di trovarne, perché ce ne sono ben pochi. Però ce ne sono, uno ne trovi? Ma il basilico lo senti sì molto nel profumo, un po' meno magari nel sapore, perché c'è una complessità di sapori all'interno. Per esempio, nel pane, il basilico lo sentivi? Sì. Quindi E il già pane è straordinario. Il pane secondo me è stato il valore aggiunto e la scelta dell'erba senape, perché contrasta. Contrasta un po', diventava, se no sembrava di mangiare un chupa chups, una Big Bubble. Ma lui penso, non no? l'ha assaggiato, però ce l'ha in testa. Sì, secondo me. È così. Io ascolto i sapori che ho dentro e cerco di unirli, no?
Lui Ok. ascolta i sapori, Sì. non li mangia, li manda, ascolta. Li ascolto. Ben venga. Ok. Incrocio le dita tutte quante, guarda anche i pollici. Ho degli sfidanti, comunque niente male. Penso di aver fatto un buon lavoro. Ho questi gusti un po', sono un po' fuori forse dalle righe, però penso che il basilico sia un bel ingrediente. E vediamo cosa dicono i giudici, aspettiamo ancora l'ultimo concorrente e poi o la va alla spacca, ok? Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata, presentiamo il quarto panino e poi capiremo chi sono i 2 finalisti di questa nuova edizione, della quarta edizione The Best Sandwich. Andiamo subito con Rudy Tramontin. Ciao, sono Rudy da Rovere d'Empiano del Caffè Municipio. Oggi, dopo una lunga percorso, sono arrivato in semifinale e voglio presentare questo nuovo panino, un panino vegetariano, speriamo che piaccia soprattutto ai nostri clienti. Buonasera. Ciao Rudy. Ciao a tutti. Ecco. Allora, partiamo dal pane, che pane è? Allora, il pane è una classica focaccia genovese, Ah, praticamente. bello. Questa qua è un'idea che mi è venuta da mio papà. Io una volta facevo il panettiere assieme a lui. Ah, E niente, si faceva tantissimi panini con le focacce, diciamo, no? Noi abbiamo preparato prima un pesto, sì. che potrebbe essere il classico pesto alla genovese, però l'ho personalizzato un pochettino. L'aglio non ce n'è dentro lì. Questo pesto qua c'ha il basilico, dopo abbiamo il pecorino, dei pinoli, delle noci, Peperoncino, olio, peperoncino arancio, giusto? e anche del succo d'arancio. Dopodiché con questo pesto qua ho fatto il soffritto con il nostro composto, che è una salsa che può essere usata sia nelle paste che nelle pizze. Mia mamma mi ha fornito la zucchina verde, che la ritengo in questo periodo nel suo splendore. Io saluto la mia mamma, gli do un bacio a mia mamma. Salutiamo la mamma. Ecco, perché la mamma vedi i figli maschi come sono con e le dice mamme. che non la nomino mai. Ho fatto il soffritto della cipolla e poi abbiamo tagliato le zucchine e la julienne. Sì. E dopodiché, dopo aver stufato un pochettino, ho aggiunto la curcuma e poi abbiamo messo le olive tedesche, poche, per dirti la verità, non tantissime, e il peperoncino e il sale. Il peperoncino perché per dargli un po' di, come si dice, di brio al nostro panino. Anche perché tu ci metterai lo stracchino dopo, Sì, quindi avevi bisogno lo stracchino di... ha la funzione per dargli un po', diciamo, per attutire un po' il colpo del peperoncino, diciamo. Adesso gli do una scaldata in forno. Che poi lo stracchino ha un po' di basilico, una crema di basilico sopra. Sì, nel basilico ho fatto la marinatura. Ok. Lo sono andato a prendere stamattina dalla latteria di Aviano, dalla mia amica Linda. E abbiamo fatto la marinatura con l'olio e ci abbiamo messo un po' di salsetta che dopo i nostri giudici andranno per dare un tocco di basilico in più. Sì, ad assaporare. Poi hai messo i pomodorini in formato cuore o mi sbaglio? Beh, perché nel nostro lavoro bisogna sempre metterci il cuore. Vedi, È molto importante la passione, il cuore, l'amore per il proprio lavoro. Solo il cuore amore, sì. Perché dopo questo lungo percorso che noi facciamo, il cliente deve sapere che noi ci mettiamo l'anima e il corpo. Andiamo a finire di preparare. Studiato in coppia questo panino, bello. Ti piace? Sì, sì. Ecco stracchino che lo metti a freddo, quindi. A questo, freddo, a sì, freddo. perché essendo l'estate, Sì, benissimo. dobbiamo trovare una specie di equilibrio gustoso, fresco, Sento il genuino. profumo, mi arriva fino a qua. È una bella scelta, è la prima volta in questa Sì, in questa edizione è la prima edizione volta. che viene utilizzato È lo vero. stracchino. Mi piace soprattutto la scelta, e Rudy su questo ogni volta non manca mai, di valorizzare non solo i prodotti ma anche le persone che gli vendono il prodotto. Per cui quindi vuol dire che è una ricerca che va al di là del singolo acquisto, un po' anche della conoscenza delle persone che ci sono dietro ad ogni prodotto, e questo gli fa veramente onore, fa onore a una terra, ecco, che dona tanto e che produce tanto. Per cui, E valorizza anche il territorio. sì, assolutamente. Guai se no.
bene Rudy, sono proprio curiosa di sapere cosa ci diranno i giudici. Chi ha scelto la focaccia Io. come pane? Io. Anna cosa diceva? Mi ha brontolato un po' dietro. Ti ha dato un po' di calci? Ecco, allora il panino è buono, la farcitura mondiale, buona l'idea dello stracchino perché ti pulisce la bocca. Lo penalizza un pochino la focaccia perché è tanto pane, no? Mi sono confrontata con Gabriele un attimo fa e abbiamo avuto lo stesso pensiero, incredibile, e abbiamo pensato il pane di patata che avevi portato per il quarto di finale, secondo me qua stava meglio. Rivedilo un attimo perché è veramente un buon panino, rivedi il pane. Gabriele, anche tu sei sulla stessa Sì, la penso anch'io idea. perché il contenuto è di qualità, cioè di qualità nel senso che è buona, è veramente buono, è saporito, è giusto, mi piace molto anche lo stracchino. Cioè, l'unica pecca è il pane. Sì, perché non lo valorizza come deve essere valorizzato. Sì, un attimino lo penalizza così assaggiandolo, perché è veramente un buon panino, Condivido la farcitura ottima, buonissima. La focaccia un po' così, sicuramente con un altro tipo di pane potrebbe essere stato molto più buono, però buono, un buon panino. Allora, eccomi qua, sono contentissimo lo stesso di quello che ho fatto, sono molto orgoglioso del prodotto che abbiamo realizzato, io e la mia Anna, e staremo più attenti un po' sul pane. Niente, dai, speriamo in bene lo stesso, sono contento così. Grazie a tutti. Tra poco scopriremo i due finalisti, ma prima andiamo a vedere come è andato il contest nel contest di Friuloves Banca. Andate subito nella pagina Facebook Friuloves Magazine, cliccate mi piace e subito dopo la puntata avrete la possibilità di votare il vostro panino preferito. Allora andiamo a vedere come è andata la scorsa puntata, il contest del contest. Ed eccoci qui Alexis, ancora una volta la coppia ormai Nando-Marcus pronti a collegarsi con il vincitore della penultima tappa. È con noi Rudy Tramontin, ormai diciamolo che Roveredo sta sbancandoci letteralmente. Ciao Rudy! Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti e complimenti ancora. Si vede che hai veramente molte persone che ti seguono e ti votano molto volentieri. Sono molto contento di questo, volevo ringraziare tutte le persone che mi sostengono, che mi fanno sentire, diciamo, importante, e sono molto contento e niente, grazie di cuore. Beh Rudy, intanto ci vediamo bello comodo in un angolo del tuo locale, Caffè Municipio a Roveredo, e hai appena finito di preparare il Palamont, che è il panino che ti ha fatto vincere. No, è una battuta ovviamente. Sì, no, beh, sicuramente prepariamo anche i panini perché questa, diciamo, opportunità di andare su Tele Friuli e partecipare al contest mi ha dato parecchia visibilità e molti clienti sono venuti a provare il panino, mi hanno fatto i complimenti, sono molto contento insomma di questa situazione. Beh, intanto complimenti, tu hai lasciato dietro di te Andrea Natali di Odio il Brodo di Trieste e Fabio Fedato di Fagoloso di Casale sul Sile. Ma Nando, cosa vince Rudy? Allora, Rudy vince un buono di 100 euro per attrezzature per la bicicletta. Ecco, quindi non so se è la tua passione, Rudy. Allora, la mia passione non è la bicicletta, la mia passione è andare al mare e prendere il sole, ma diciamo che questo secondo buono che ho vinto mi è venuto fuori un'idea di un progetto. Siccome sono molto amico del parroco della scuola dell'infanzia di Roveredo in Piano, ho deciso di donare tutta la mia vincita per le loro attività, che potranno comprare una bicicletta da mettere magari nelle loro lotterie per diciamo comprare altre attrezzature per la scuola dell'infanzia. Molti bambini sono amici dei miei amici e quando passano la mattina che vanno in chiesa mi salutano sempre, mi fanno sentire felice e pertanto voglio regalare loro questa cosa qua, insomma, tutto così. Beh, Rudy, veramente complimenti. Nando, è un po' come Friuloves Banca che mi sembra che sia molto impegnata sul sociale. Sì, beh, complimenti per questa bella iniziativa, Rudy, veramente ti dato e ti fa onore di questa cosa. Sì, diciamo che Friuloves Banca, che è un credito cooperativo, non so se tu conosci, Rudy, il nostro istituto, ecco, è una banca di territorio che proprio sul territorio
adotta delle iniziative a sostegno di famiglie, a sostegno anche di associazioni, e quindi una parte delle risorse che la nostra banca trae dal proprio lavoro, dal territorio, lo riversa nel territorio attraverso varie iniziative. Potremmo passare qua tutta la mattinata, ma vorrei farti una sintesi. Mi collegherei proprio a Roveredo, dove abbiamo sostenuto e conosciuto un'associazione anche importante, per quanti associati ha, e abbiamo dato un sostegno, proprio un contributo. I contributi nostri sono attivati anche attraverso un progetto che si chiama Progetto Arcobaleno. Ecco, ti spiego solo questo, poi magari una volta anche Marcus, se andiamo a mangiarci un panino da Rudy, magari possiamo parlare con più calma, però un progetto che prevede proprio che tutti i clienti che entrano nel nostro istituto, nelle nostre filiali quotidianamente, e sottoscrivono determinati prodotti, semplicemente magari anche l'apertura di un conto corrente per l'accredito dello stipendio, hanno abbinato un importo, un ticket, in questo caso qua, per questa tipologia apertura di conto corrente, 50 euro, che possono destinare a un'associazione che ritengono magari meritevole anche del proprio territorio, se conoscono associazioni anche di altre comunità. Sono associazioni che si sono presentate al nostro istituto a iscriversi a questo progetto, e il cliente quindi vedrà l'elenco di queste associazioni. Proprio la banca non entra nel merito di dare a chi determinate somme, è la clientela che decide a chi destinare le somme. E ci sono delle associazioni che a fine anno veramente si ritrovano delle somme anche importanti, proprio grazie quindi alla comunità. È un modo, quindi anche un po' come la tua iniziativa, Rudy, di venirci incontro, dove tutti potranno avere dei benefici. Bene, complimenti, grazie Nando per questa illustrazione del progetto Arcobaleno. Io adesso dobbiamo chiudere, salutiamo Rudy, ricordo che siamo nelle ore salienti, è in corso il contest nel contest su Freelovest Magazine, la nostra pagina istituzionale su Facebook, dove tutti potranno votare tutti i concorrenti che sono stati rimessi in gioco. In palio 250 euro, quindi un premio importante, sempre in attrezzature per il mondo del ciclismo. Rudy, tocca correre anche a te, e magari così la tua idea diventa ancora più importante per la tua scuola, la scuola materna di Roveredo. Salutiamo Rudy, saluto Nando. Ciao Nando. Ciao, saluti. Ciao Rudy. Ciao, buon lavoro. E linea Alexis. Questo è il risultato del contest nel contest, ma vi ricordo di andare subito sulla pagina di Freelovest Magazine per dare il vostro giudizio sui 4 panini che avete visto questa sera. Quindi qui date voi il vostro giudizio, mentre i 2 finalisti sono stati scelti dalla nostra giuria, capitanata da Annalisa Sandri. Allora, diciamo subito chi sono i 2 finalisti e poi spiegherai tu anche indicando quello che sarà l'ingrediente della prossima settimana, sì, no? Sì. Della finalissima, che sarà una puntata diversa. Un po' scoppiettante. Scoppiettante. Allora, e quindi va in finale Carlo Lenarduzzi, le lanterne Bistrò Sacile, dolcezza al latte. E Carlo Lenarduzzi sfiderà in finale chi oggi si è classificato primo, con Basilico Andrea Natalia, Odio il Brodo Trieste. Sono loro i 2 finalisti della 4ª edizione del Best Sandwich L'Orto nel Panino. Allora, sono loro perché indubbiamente sono stati i panini che hanno meglio valorizzato l'ingrediente, che era il basilico. C'è da dire però una cosa, che in questa puntata, mai come in questa puntata, come in questa semifinale, io mi sento di dire che hanno vinto tutti e 4, perché hanno fatto 4 lavori grandiosi. Ciascuno con le sue dinamicità, ciascuno con le sue peculiarità, però indubbiamente 4 buoni panini. È chiaro, questa è una gara, passano 2, quindi 2 vanno sacrificati, 2 vanno avanti. Però obiettivamente sono stati molto bravi. Mi sono entusiasmato in questo percorso, veramente, perché ho visto delle persone stupende che ci mettono il cuore e fanno un lavoro difficilissimo, duro sinceramente, e che ce la mettono tutta per accontentare i loro clienti. C'è tantissima ricerca, studio, passione, e io amo questo lavoro, per cui
mi entusiasmo quando vedo delle persone che ce la mettono tutte e ci sono dei risultati straordinari. Assolutamente, bravi tutti, bravi per aver pensato e realizzato, bravi. Invece io sono curiosa, ma in finale questi due ragazzi che si sfideranno avranno che tipo di panino, anzi che tipo di ingrediente in sfida? Allora, diciamo subito che non ci sarà un ingrediente. Intanto dovranno fare 2 panini. Ok. Non se l'asciugano facilmente questa volta. Poi, uno sarà il panino creativo. Okay. Un panino nel quale loro dovranno dimostrarci qual è stato il loro percorso all'interno di The Best Sandwich 2021. Quindi un po' la loro storia in un panino. Bello. E poi avremo una mystery box. E di più non dico. Non si può, perché dovete sintonizzarvi su Telefriuli sabato prossimo alle 21 per scoprire quelli che sono gli ingredienti, i protagonisti della finalissima The Best Sandwich. Quindi voi due vi preparate, studiate, mi raccomando, voi invece tranquilli a casa, lo guardate la finale mangiando i vostri panini. Io ringrazio la giuria, Annalisa, Daniele e Gabriele. Ringrazio tutti i concorrenti di questa puntata, ma ringrazio soprattutto i miei colleghi Paolo Bassi e Francesco Snidero che sono qui in sede di Palagourmet Pordenone. Ci vediamo alla finalissima, alla prossima, ciao! Questa trasmissione è stata offerta da